Cosa provate ad attraversare la frana per andare a scuola? Beh, è molto divertente e mi piace passare nella slaffa perché è anche un'abitudine. In ladino la slaffa è il fango liquido che si muove, quello stesso fango dell'enorme frana Dont che stavolta i bambini dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Val di Zoldo devono calpestare per poter raggiungere i pulmini che li accompagnano nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Era mai capitato? No, non era mai capitato, però abbiamo costruito inizialmente una passerella appunto a bordo del torrente Mae, però poi appunto la frana è scesa talmente a valle che la passerella è stata trasportata via. Questa situazione era più importante di un giorno di scuola, perché ha insegnato un po' ai bambini cosa vuol dire il sacrificio, cosa vuol dire far di tutto per loro per farli andare a scuola. Della passerella realizzata si scorge dalla provinciale quel che rimane. In fondo l'acqua del Mae si è mescolata al fango. Con la valle spaccata in due, il comune di Val di Zoldo si è assunto la responsabilità di consentire il passaggio sulla provinciale. Ha spaccato in due la valle e si vede anche proprio la melma che è stata trasportata a valle e che adesso sta defluendo sulla parte bassa E continua a scendere. e continua a scendere. Il poliedrico consigliere comunale ci saluta, risale sulla ruspa per liberare la strada per i bambini della scuola, così come per gli abitanti delle frazioni che fanno la spola da una parte all'altra armati di pazienza e di buona volontà. E fate avanti e indietro con la spesa, i bambini a scuola. Mattina portiamo giù il pane per la popolazione giù e così. E così perché un conto è la narrazione bucolica, altra cosa è la realtà di queste vallate collegate da un'unica strada e se una frana la interrompe i disagi si moltiplicano in maniera esponenziale e la vita si spacca in due. Lì sulla 251 fra Donte e Fusine lungo il versante il fango si muove a una velocità impressionante. La ruspa sposta il materiale, non c'è nemmeno il tempo di girarsi che la strada è di nuovo invasa e si va avanti con la speranza che presto la situazione possa essere risolta.